quarta edizione a Bosa della Bittas, la manifestazione che promuove l'isola come meta ideale per i viaggiatori che vivono la vacanza combinando natura, sport e cultura. Lo splendido scenario di Bosa ospita quest'anno la quarta edizione della Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna. Bittas 2013, organizzata dalla Regione in partnership col Comune della Pranargia e con la Camera di Commercio di Nuoro, ospita quest'anno 250 seller dell'offerta sarda e 80 buyers. L'obiettivo principale è quello di strutturare un'offerta sempre più qualificata e sempre più integrata nell'ambito di un settore in fortissima crescita in tutto il mondo. La Sardegna si presenta al resto del mondo, potremmo dire, con le sue specificità, con le sue bellezze, con la sua capacità anche di sapersi organizzare e strutturare sempre meglio. Il tema appunto chiave di quest'anno è dalla consapevolezza alla strutturazione, che sta a significare come da diversi anni, grazie agli interventi appunto dell'assessorato del turismo, dell'agenzia Sardegna Promozione, stiamo facendo un lavoro che va oltre la mera promozione e guarda con attenzione al coinvolgimento degli attori pubblici e privati nei territori per arrivare a strutturare sempre meglio l'offerta che la Sardegna presenta ai tour operator che devono promuovere la nostra isola al meglio nei mercati nazionali e internazionali. L'offerta turistica sarda è ampia e variegata. La Bittas è un esempio di come bisogna procedere. La direzione è sicuramente quella giusta. Bisognerà andare successivamente verso forme di integrazione ancora più evolute. In Sardegna lo che buscano è las playas, tutto il mare è quello che vogliono. Noi offriamo un tour dove si fanno un giro per tutta la isola in una settimana, 8 días, che include albergo, visite, la pensione completa. E quello che offriamo, diciamo che il pubblico argentino è quello che più gli piace. Con la Bittas cerchiamo di incrementare un po' il turismo attivo, i tour in bicicletta, il trekking. I tedeschi cercano sempre più il turismo attivo, no? Non gli basta più andare a vedere il posto, mangiare, andare a dormire, ma proprio vogliono anche insomma, fare trekking, mountain biking. Anche la gente di una certa età diventa sempre più attiva e quindi la Sardegna insomma, dà sempre più offerta per incontrare questa richiesta. Tanti hotel che vengono propongono in contemporanea anche i pacchetti per queste attività, quindi si rendono conto che solo vendere l'albergo ormai non basta più. Stiamo rilevando molto interesse per il turismo tematico, quindi tutto ciò che può essere un turismo collegato alla tradizione gastronomica, soprattutto anche turismo culturale. La Sardegna finalmente incomincia ad essere più conosciuta in Canada. Cominciano adesso finalmente a richiedere queste zone un po' più rurali, un po' più selvagge, dove il cliente può avere la natura, l'enogastronomia e la vera vita sarda. Un territorio veramente vasto e vario anche dal punto di vista dei paesaggi, eccetera, da poter proporre su più livelli e su più attività anche. Sardegna conhecemos por ser una región muy especial.